Trieste's municipality, regional council and Ausir launched the €180 million third aqueduct, a major infrastructure project comprising 20 kilometers of new pipelines across the Carso and the renovation of the submarine line, ensuring the city's long-term water supply and resilience. Sono molto soddisfatto perché, sai, l'acqua è molto importante. Al suo tempo avevamo l'acqua del Timavo, poi siamo andati a prendere le foce dell'Isonzo e adesso naturalmente è una cosa molto simpatica, questo 180 milioni di investimento legati anche alla Slovenia, per cui molto molto bene. Nel solco di quella che è appunto la tradizione acquedottistica della nostra regione, che comunque è sempre ai vertici di questo settore, un investimento importante che la regione sostiene, perché ritengo che la programmazione vada oltre le prossime elezioni, vada a programmare quello che è il futuro appunto dei nostri figli e nipoti. Questo è quello che va in corso ad essere fatto, perché sappiamo che andremo incontro a dei cambiamenti climatici importanti, come spesso è stata nella storia della Terra, ma in questo momento particolare hanno un'accelerazione particolare. Quindi bisogna attrezzarci non guardando ai prossimi 3, 4, 5 anni, come ho detto, ma ai prossimi 100. Quindi così stiamo facendo, lo facciamo nel settore delle acque, lo facciamo con la costa nel nostro golfo, quindi è bene avere politiche lunghe e cerchiamo di metterci il nostro impegno. In qualche modo bene entrambi, noi preferiamo chiamarlo acquedotto perché dà l'idea di cosa si tratta. Si tratta di un lavoro che consiste in una nuova condotta che porta l'acqua alla città di Trieste, una nuova condotta di adduzione e al risanamento di una delle due condotte che oggi sono in essere, che hanno più di 100 anni, posate per portare l'acqua di Trieste. Quindi stiamo parlando in qualche modo di un nuovo sistema acquedottistico che andrà a mettere in sicurezza la città, anzi in maggior sicurezza perché già lo è, guardando ai possibili eventi del cambiamento climatico o l'incremento dei consumi idrici nei prossimi 50 o 100 anni. Quindi facciamo una sorta di lavoro che guarda avanti di diversi decenni per assicurare acqua buona alla nostra città.